tragedia nel pomeriggio in Lessinia, morti 2 bambini precipitati in un burrone mentre stavano giocando sul tetto di una ghiacciaia che ha ceduto, altri 2 bimbi feriti. E non ce l'ha fatta Alessandro Barisoni, il 18enne di Campo San Piero, coinvolto in un incidente con la sua moto. Il giovane è morto dopo una settimana di agonia. Violento rogo all'interno di un capannone utilizzato come deposito tessile a Verona, intossicati 2 operai, super lavoro dei vigili del fuoco per circoscrivere l'incendio. 1 anno e mezzo dopo il ritorno dei turisti USA, stamane al Marco Polo in 214 a Venezia, grazie al primo collegamento aereo ripartito da New York dopo l'inizio della pandemia. Primo giorno di saldi estivi in tutto il Veneto, i commercianti sperano nella ripresa, ma c'è anche la protesta di chi lamenta la data troppo anticipata e qualcuno sceglie di non aderire agli sconti. Amministrative 2022 a Verona, Salvini smentisce il riavvicinamento con Tosi ed anche per il commissario regionale Stefani è fantapolitica, ma l'europarlamentare D'Arè commenta: in politica tutto è possibile. Si è conclusa oggi sul Ponte Vecchio l'impresa dell'alpino 75enne vicentino Aldo Serraiotto, un viaggio dalla Bulgaria in bici fino a Bassano. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura l'avete sentito, una notizia drammatica che ci arriva dal veronese, una tragedia terribile, quella che si è verificata nel pomeriggio di oggi sui monti della Lessinia nel comune di Sant'Anna di Alfaedo. 2 bambini hanno perso la vita mentre con altri 2 amichetti stavano giocando nei pressi di Malga Preta. L'allarme è stato lanciato oggi intorno alle 16. Dalle prime informazioni i bambini erano sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto. 2 di loro sono morti, 2 sono rimasti feriti. Sul posto, che è particolarmente impervio, difficile da raggiungere, sono intervenuti i carabinieri, gli elicotteri di Verona Emergenza e Trento, attivate anche le squadre del soccorso alpino e del soccorso speleo di Verona. Nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali maggiori aggiornamenti su questa disgrazia. E non ce l'ha fatta Alessandro Barisoni, il 18enne di Campo San Piero, coinvolto in un incidente con la sua moto, è morto dopo una settimana di agonia. 18 anni compiuti da pochi mesi, una vita che si spegne dopo una settimana di lotta nella terapia intensiva dell'ospedale di Campo San Piero. Non ce l'ha fatta Alessandro Barison, figlio di un noto ristoratore locale. Era in sella alla sua moto nella tarda serata di giovedì 24 giugno, quando è rovinato a terra dopo aver toccato il cordolo del marciapiede in via Estraelle a Campo San Piero. Le sue condizioni erano apparse subito molto critiche, ma per più di una settimana era riuscito a resistere. Chiuso per lutto il locale, centinaia i messaggi di solidarietà che stanno arrivando alla famiglia molto conosciuta nella zona. E torniamo ora sul Piave, a Pederobba, dove nel tardo pomeriggio di ieri un papà è morto nel tentativo di salvare la figlia che con un'amichetta era finita in uno dei vortici che si formano nel fiume. Oggi l'appello del sindaco: se non conoscete bene la zona del fiume non avventuratevi. Piave è costellato da queste buche, da questi vortici che noi chiamiamo sghirli, che ti trascinano a fondo. Per cui la raccomandazione che faccio a tutti, che chi frequenta il Piave deve stare ben attento a dove fa il bagno, perché ci sono questi punti che possono essere letali. Un appello che non vale solo per il vortice del Piave a Pederobba, ma lungo tutto il suo percorso fino al mare, perché solo chi conosce bene ogni singolo luogo sa di che pericolo si tratta. Non a caso Mario Gerlin, l'uomo che ha salvato una delle 2 bambine, si è tuffato conscio del rischio che stava correndo. Sono andato sotto, sul fondo, ho preso il lancio, mi sono buttato su, ho fatto un bel respiro di ossigeno, ho preso la bambina, aggrappati al collo e la metà Piave e l'ho portata fuori. Bisogna sapere il Piave. Ragazzi, non le faccio. Comunque l'ho tirata fuori. Era già partita la bambina, era già mezzo metro sotto. Era già sotto acqua mezzo metro. E l'ho tirata fuori piano, l'ho tirata fuori. Dopo mi mancava le forze, dopo non te la facevo più. Non ha avuto paura? No.
subito no, dopo sì. Chi non si aspettava questa insidia erano i due papà delle bambine, con il superstite che ieri guardava disperato la salma dell'amico Mohsen Lamouchi, 55 anni, composta dai soccorritori sui ciottoli del Piave dopo essere stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Pensavo uno scherzo perché non pensavo che c'è l'acqua lì fonda, capito? Ho visto che loro sono in difficoltà e mi sono buttato io. Io so nuotare, ma quando abbiamo salvato le ragazze lui si è buttato lo stesso, ma non ce l'ha fatta. È fondo, ma non riesci, anche se tu nuoti, ti trovi sempre a zero, mi capisci? Non puoi andare su. È difficile. Perché ti porta sotto? Sì, ti porta sotto, non ce la fai. Guarda, io nato al mare, capito? So nuotare come... Però non ce la fai. È stato un miracolo che hai tirato tutti e due ragazzi. Lui... Col bastone l'avete tirate fuori? Cioè, uno col bastone, sì. E tu invece, tua figlia? Io vado giù e li butto su. Butto su fino a che siamo riusciti così a andare addosso tutti e due. Perché nuotare non ce la fa. Mi sono buttato così per respirare un po', se no non ce la fai. Hai avuto paura? Paura? La morte non ho paura. Ragazzi, là un punto nero lì. Bisogna trovare una soluzione perché può capitare anche agli altri. È difficile, non ce la fai. Ti trovi sempre a zero. Tu noti, però ti trovi sempre a zero. Deve essere uno furbo che ti butti sopra per respirare, se no sei morto. E violento rogo all'interno di un capannone utilizzato come deposito tessile a Verona, intossicati 2 operai. L'incendio si è sviluppato poco prima delle 12. I vigili del fuoco sono giunti con 2 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala e 15 operatori ed hanno iniziato l'operazione di spegnimento del deposito di oltre 4.000 metri quadri disposto su 2 livelli. 2 dei 3 operai che stavano lavorando sul tetto e che hanno respirato del fumo sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in pronto soccorso. A scopo cautelativo è stato disposta l'evacuazione delle strutture attigue al capannone in fiamme. L'incendio generalizzato è stato circoscritto, tuttavia la struttura pericolante non permette alle squadre di entrare all'interno per pericolo di crollo. Le operazioni di raffreddamento impegneranno i vigili del fuoco presumibilmente sino a tutta la serata di oggi. E abbiamo un aggiornamento relativo alla tragedia che si è verificata nel pomeriggio di oggi in Lessinia. Vi abbiamo riferito appunto in apertura del telegiornale. I 2 bimbi che hanno perso la vita sono entrambi veronesi e hanno 8 anni, stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto, pare siano morti sotto il peso delle pietre. Gli altri 2 bambini sono rimasti feriti ma sembra non siano in pericolo di vita. Chiudiamo con la cronaca, torniamo a parlare di turismo perché oggi a Tessera è atterrato il primo volo della compagnia Delta Airlines proveniente da New York dopo la pandemia. A breve i collegamenti saranno potenziati sia appunto con New York che con Atlanta. Ore 11.05 aeroporto Marco Polo di Tessera, eccolo in arrivo il Boeing 767-300 di Delta Airlines proveniente da New York. Il primo volo dopo la pandemia in arrivo dagli Stati Uniti, evento che segna la ripresa dei collegamenti intercontinentali. Partiamo con 3 voli a settimana, diventeranno 5 voli alla settimana ad agosto. Ad agosto aggiungeremo anche il Venezia-Atlanta e avremo una copertura settimanale, cioè c'è sempre un volo Delta ogni giorno sull'aeroporto di Venezia e 3 volte alla settimana ne avremo 2, un New York e un Atlanta. È un momento di ottimismo, un momento di liberazione, un momento anche di speranza perché questo volo che arriva pieno oggi in città segna la ripartenza del turismo americano, quindi è uno dei turismi più importanti per la città. Una data importante per il Veneto e per Venezia, luogo molto amato dai turisti americani. Prima della pandemia, nel 2019, la città è stata visitata da 844.000 statunitensi. Questi voli potranno finalmente stimolare la ripresa dell'industria turistica in totale sicurezza. La nostra parte l'abbiamo fatta cercando di dare sicurezza e comunicandola anche agli americani. Sono già state inoculate 4 milioni di dosi di vaccini ai veneti e quindi il messaggio che noi vogliamo dare: venite tranquillamente in Italia, venite in Veneto, che i nostri luoghi sono sicuri. Con la riattivazione dei voli su New York, l'aeroporto di Venezia riapre ad un mercato di fondamentale importanza.
È bello vedere questo primo volo che arriva da New York con 214 persone su 225 posti, per cui ovviamente questo dice che c'è voglia di viaggiare, gli americani vogliono tornare in Europa e in particolar modo a Venezia. E nel volo proveniente dagli Stati Uniti anche tanti italiani che non vedevano l'ora di rientrare per riabbracciare parenti e amici. Da tanto che non tornava? No, era solamente, fra virgolette, solamente un anno, però insomma non è facile stare distante da casa, soprattutto durante il Covid, eccetera, quindi sono contento di essere tornato. Fra i 214 passeggeri del primo volo New York-Venezia vi sono anche molti italiani residenti negli Stati Uniti per motivi di studio o lavoro. Da tempo aspettavano che le tratte aeree con l'Italia venissero ripristinate per poter finalmente riabbracciare dopo tanto tempo parenti ed amici. Se no noi di solito torniamo 2 volte all'anno, insomma Natale e l'estate. E appena siamo riusciti, abbiamo prenotato ad aprile. Ci hanno cancellato il volo 3 volte e siamo riusciti a riprendere questo volo qua con delle attese pazzesche, perché per cambiare il volo ci abbiamo messo tipo 7 ore al telefono, insomma alla fine siamo arrivati, è la cosa importante, insomma, no? Tanti gli americani provenienti dalla Grande Mela, così come dal Michigan, Kansas e Montana. Per loro è il primo viaggio oltreoceano dopo la pandemia. Hanno scelto di passare alcuni giorni a Venezia e nelle colline del Prosecco per poi spostarsi a Padova, Verona e Firenze. Ad essere avvantaggiati in questa tratta aerea sono per lo più gli americani. Ancora purtroppo non c'è la reciprocità per quanto riguarda i viaggi dagli Stati Uniti, dall'Italia agli Stati Uniti, perché ancora purtroppo noi non possiamo volare per motivi non essenziali, quindi per turismo, mentre per gli americani è molto semplice. Loro basta che fanno un test, oppure se hanno avuto il Covid o se sono vaccinati vengono qua, devono solo compilare la modulistica, il DPLF, e loro sono liberi di entrare in Italia senza fare quarantena. E sono partiti quest'oggi i saldi in tutta la regione. A Padova buon andamento in questa prima giornata. Secondo le stime di Confesercenti, almeno 6 padovani su 10 approfitteranno delle occasioni. Erano cose che avevo già addocchiato, quindi sono stati saldi precedentemente organizzati. Posso chiedere cosa ha preso? Ho preso dei pantaloni, un paio di pantaloni estivi, una maglietta estiva e una borsa da regalare. Budget? Allora in tutto speso sui 100 euro. Buona nelle prime ore già? Sì, sicuramente, sì. Clienti affezionati? Clienti affezionati, soprattutto clienti affezionati, perché ricevono il messaggio da parte dell'azienda e quindi chiaramente loro vengono e acquistano, vedono, magari poi ci pensano per altre cose. Buona la partenza nella prima giornata ufficiale di saldi, 1500 i negozi interessati, acquisti per 6 padovani su 10 che, secondo le stime di Confesercenti, spenderanno circa 150 euro a testa. Ottimisti i commercianti. Ci ha graziato intanto la zona bianca, già ha dato quando è partito un buon umore, ripartenza, una parvenza di normalità. Ora i saldi, noi ci aspettiamo una buona risposta da parte della clientela. L'ottimismo c'è, ma saranno garantiti anche i controlli antifurbetti, qualche timore da parte dei consumatori. Abbiamo fatto un piccolo giro, c'è tanta gente, quindi credo che rimanderò gli acquisti a più avanti. E poi ci sono tanti falsi saldi secondo me, perché o hanno fatto in alcuni, vedevo il 10% di sconto, che non lo definirei un saldo direi, o su qualche negozio ho visto che prima magari c'era un prezzo diverso e adesso hanno un po' gonfiato il prima e quindi il dopo praticamente non è cambiato. Confidando nel buon lavoro della maggioranza dei negozi, il commercio spera di risollevarsi dopo un anno e mezzo di difficoltà. L'anno scorso è stato un bagno di sangue, cioè un disastro, perché la gente aveva voglia di comprare, ma poi non c'era motivo di spendere perché non c'era modo di poter uscire, quindi chiaramente sia stata un pochino più dura. Sicuramente quest'anno c'è già più voglia di muoversi. Vedere flussi del genere che non vedevamo da mesi e mesi, ritornare a un qualcosa di normale direi che già è un buon segno. Insomma, buona la prima giornata di saldi, certo con qualche criticità, ma le attese sono davvero buone per questo periodo.
Saldi partiti dunque con molte aspettative ma anche con polemiche. Vediamo cosa succede a Treviso. Io ho scritto già da 1 mese e mezzo che avviso i miei clienti che i saldi da me partiranno il 15 di agosto perché prima non hanno senso. I saldi di fine stagione devono essere fatti a fine stagione. Punto. Anticipare i saldi al 3 di luglio per Nicoletta Nalin, titolare dello storico negozio di camicie Genti in Pescheria a Treviso, è un po' come vendere i panettoni a novembre o la colomba a marzo. Ecco perché nel suo negozio da sempre c'è un angolo destinato al fine serie con le offerte, mentre i veri saldi inizieranno più tardi, come una volta. Come hanno reagito i suoi clienti? I miei clienti hanno reagito bene, io sto lavorando più di prima. Perché la gente, al di là del fatto che non gliene importa più niente a nessuno dei saldi veri e propri, perché i saldi li trovi tutto l'anno, in certi negozi li trovi tutto l'anno, è serietà. Serietà, non partire fuori stagione, così Nalin tira dritto. Lo scorso anno in Veneto i saldi sono iniziati con il mese di agosto, una posizione espressa a gran voce anche dall'Associazione dei Commercianti Veneto Imprese Unite, in netta contrapposizione con quella definita invece più morbida adottata da Federmoda. Ha fatto un po' specie anche circa 1 mese e mezzo fa a sentire Federmoda, che comunque era contraria a questa partenza anticipata, però non ha avuto il peso, la forza e forse neanche la grinta per opporsi veramente alla conferenza delle regioni. L'associazione chiede di poter rientrare a far parte dei tavoli di discussione, insomma avere un peso nell'azione di lobby della categoria. La merce, spiegano, oggi in vendita, a causa del ritardo nelle forniture dovuto al Covid, spesso non fa nemmeno a tempo ad essere venduta a prezzo pieno. Chi ha aderito ai saldi lo ha fatto per necessità. Spesso la merce arriva sugli scaffali già in saldo, già scontata. Purtroppo però è una conseguenza anche a quello che sta imponendo l'e-commerce e le grandi catene, ovvero svendite che ormai vanno avanti tutto l'anno, sconti e promozioni che vengono fatte passare per diversi motivi con alcuni sotterfugi, controlli che spesso non arrivano e quindi i negozi, le piccole botteghe, per sopperire a questo gap hanno bisogno di fare comunque le svendite il prima possibile. A Vicenza ora ultimo fine settimana di test per la Movida numero chiuso in Contrappescherie Vecchie, residenti ed esercenti, misura da rivedere. Secondo fine settimana di test a Vicenza in Contrappescherie Vecchie dell'esperimento della Movida numero chiuso. Da venerdì sera, dopo le 18, sono ricomparse le transenne a limitare gli accessi da Piazzetta Palladio e Piazza delle Erbe, gli steward a regolare gli ingressi in base alla capienza dei locali e le pattuglie delle forze dell'ordine per sedare eventuali disordini. Nel prossimo comitato per l'ordine pubblico, prefetto e amministrazione comunale tireranno le somme di questi 2 weekend di sperimentazione, ma già residenti ed esercenti dell'area interessata hanno un quadro abbastanza chiaro. Noi ci aspettiamo che questa sera appunto sia una giornata tranquilla, diciamo una serata tranquilla, però speriamo che questa non sia la soluzione definitiva, perché comunque anche noi, ma soprattutto i bar e i ristoranti, perdono un sacco di clientela in questo modo qua, perché comunque la piazza viene praticamente si allontanano tutti dalla piazza, quindi bisogna trovare una soluzione alternativa. Visto che ci sono state delle risse alla zona IM lì al Molo, trovo che la soluzione non sia intelligente. Cioè, sicuramente ha aiutato, però noi che abitiamo qua ormai siamo abituati al casino, non è che... Però vedo che il problema si è spostato da un'altra parte, quindi mi sembra inutile. Comunque c'è affollamento, anche se il numero è contenuto, ma comunque chiaramente in centro ci sono più contatti e quindi per me andrebbe mantenuto. È un po' più calmo, si sta bene. Cosa mi aspetto? Non lo so, io tra poco cambio casa. Ed ora maltempo atteso per le prossime ore sulla nostra regione, stato d'attenzione per criticità idrogeologica in tutti i bacini del Veneto. Le previsioni indicano tra stasera e domani tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali, una prima fase dunque che sarà tra la serata di oggi e l'alba di domani, poi un'altra fase di instabilità tra il pomeriggio e la sera di domenica, con fenomeni più diffusi e possibili temporali anche di forte intensità. Ed ora la politica, grandi manovre nella Lega in vista delle amministrative 2022 a Verona. Salvini smentisce le voci di un riavvicinamento con Flavio Tosi, ma nella Lega Scaligera c'è forte malumore dopo l'adesione del sindaco Sboarina a Fratelli d'Italia. L'europarlamentare da re: in politica tutto è possibile.
Con un tweet Salvini bolla come fake news le voci che circolano da giorni su un riavvicinamento con Flavio Tosi, ex sindaco di Verona ed ex segretario della Liga. Al lavoro con Lega, Zaia e Stefani, scrive il leader del Carroccio, smentendo le grandi manovre, ed il commissario veneto conferma. Da 2 giorni leggiamo molta fantapolitica sui giornali che, come ogni estate, torna fuori. Quello che però è vero è che noi come centrodestra, Lega, UDC, Forza Italia, Fratelli d'Italia, stiamo lavorando sia a Padova che a Verona per dare alle 2 città un centrodestra plurale, compatto e forte. Chi non nasconde che tra i militanti veronesi ci sia amaretta e forse anche qualcosa di più dopo l'adesione di Federico Sboarina a Fratelli d'Italia è l'europarlamentare Gianantonio D'Arè, storico esponente della Liga. È chiaro che Verona, la figura di Tosi, continua a imperversare, è stato sindaco per 10 anni e ha lasciato una buona immagine nella città di Verona. Poi sicuramente l'uscita di Sboarina candidandosi e comunque aderendo al partito della Meloni ha creato qualche difficoltà e qualche imbarazzo all'interno del mondo della Lega, che lo ha sostenuto e soprattutto votato. Cosa potrebbe accadere dunque in vista delle prossime amministrative? E in un'ipotetica sfida, Sboarina-Tosi, i leghisti della città scaligera o almeno parte di essi, per chi voterebbero? E sarà possibile dimenticare i veleni del 2015 che portarono alla cacciata dalla Lega di Tosi? Quello che è successo è stato un periodo di tensione e di grande confusione all'interno della Liga Veneta, soprattutto proprio per la figura di Flavio Tosi. Dimenticare non è facile, però in politica tutto è possibile. E Lega con Forza Italia e UDC in 200 piazze del Veneto per il referendum sulla giustizia. 200 piazze venete, la provincia con più gazebo, quella di Padova. Partita la campagna di raccolta firme per il referendum sulla giustizia promosso da Lega e Radicali, ai quali si sono uniti Forza Italia e UDC. 6 gli obiettivi da raggiungere. Noi chiediamo dei limiti alla custodia cautelare, la possibilità che un indagato, un imputato sia considerato innocente fino a condanna definitiva, così come chiede la Costituzione, la separazione delle carriere, che è una battaglia che da anni il centrodestra porta avanti, una equa valutazione dei magistrati, quindi sempre più per merito e sempre meno per correnti, e soprattutto la fine delle correnti all'interno del CSM e soprattutto la responsabilità civile dei magistrati. Il presidente Berlusconi sostiene da circa 30 anni che la riforma della giustizia è una di quelle riforme che non si possono più rinviare nel nostro Paese. Sono passati troppi anni, stiamo ancora attendendo, i cittadini stanno attendendo, ora la parola a loro per una giusta democrazia. Centrodestra orfano di Fratelli d'Italia, ma se il buongiorno si vede dal mattino, le prime ore fanno ben sperare. Già i primi dati in nostro possesso dimostrano un entusiasmo dilagante in tutte le piazze del Veneto e non solo. Oggi ero a Verona prima di arrivare qui a Padova e oltre a 1000 firme abbiamo anche tantissime firme che arrivano anche dai comuni di provincia che stanno dando una grande mano a raggiungere il risultato sperato. In Veneto si spera nella raccolta di 160.000 firme. E si è conclusa oggi sul Ponte Vecchio di Bassano l'impresa di Aldo Serraiotto, alpino artigliere di montagna. Ed eccolo arriva fra gli applausi dopo quasi un mese di impresa Aldo Serraiotto, alpino 75enne che il 5 giugno scorso era partito in pullman da Padova per la città bulgara di Plovdiv. Una pedalata per tornare a casa di ben 1500 chilometri. A spingerlo lo spirito alpino troppo imprigionato durante il lockdown. È andata molto bene. Ho trovato tanta collaborazione dove mi sono fermato. C'è stato proprio un vedere un'unione fra i popoli, da dove vieni, dove vai, e tutti, insomma, mi sono trovato bene. Ecco. Qual è stata la difficoltà più grande? Perché lei dormiva col sacco a pelo, si cucinava da solo. Ecco, qual è stata la difficoltà? Beh, quando in salita sono stato penso a 600 metri e più, il freddo, che non ho dormito sulla tenda col freddo, ho trovato riparo in una famiglia, e allora perché proprio ci volevano altre coperte, chi pensava che a giugno trovare a un freddo
vedo così. E sul ponte ci imbattiamo in un bacin d'amor, quale trionfo dell'amore che vince su tutto, con una splendida coppia di sposi ai quali vanno tutti gli auguri del mondo. Che cosa rimane nel suo cuore di alpino e cosa vuole trasmettere con questa impresa? Ecco, è il cuore alpino, la solidarietà. E la mia impresa è la congiunzione che siamo tutti uguali. Prima di chiudere gli ultimi aggiornamenti sulla notizia drammatica con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, questa tragedia che si è consumata nel pomeriggio di oggi in Lessinia a Sant'Anna d'Al Faedo. I 2 bimbi sono morti travolti da alcune lastre di ghiaccio. Sono gli ulteriori particolari che sono stati ricostruiti sulla tragedia. Emerge che i bimbi stavano giocando sul tetto di questa vecchia ghiacciaia che a un certo momento ha ceduto. Nella caduta i piccoli sono stati colpiti da lastre di ghiaccio che sono cadute loro addosso assieme al tetto. L'incidente è avvenuto in una zona particolarmente impervia della Lessinia. I 2 bambini che hanno perso la vita hanno entrambi 7 anni e vivevano a Verona. Gli altri 2 che sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave, hanno rispettivamente 7 e 6 anni. Queste le notizie al momento disponibili su questa drammatica notizia appunto che ci arriva dalla Lessinia. È tutto dunque per questa edizione del TG del Veneto. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo con il meteo. Benvenuti al meteo. Anticiclone in ritirata, subentra una perturbazione atlantica. Sarà una domenica 4 luglio con frequenti temporali, ma queste correnti più temperate dureranno ben poco perché in settimana è probabile una nuova ondata di caldo. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto cielo nuvoloso salvo per temporanee schiarite soleggiate. Al mattino occasionali piogge, col passare delle ore precipitazioni un po' ovunque, anche a carattere di rovescio o temporale, quasi del tutto assenti lungo la costa dove saranno invece più probabili in serata. Temperature ancora in lieve diminuzione, minime tra 17 e 20 gradi, massime invece tra i 23 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, a seguire piogge via via più diffuse. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo acquazzoni diffusi, attenzione a possibili fenomeni anche intensi. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 27-28 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.